Siamo a Napoli al quarto seminario italo-russo organizzato da Banca Intesa e dal professor Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia. Stamattina c'è un parterre molto importante, ci sono i due ambasciatori, l'ambasciatore italiano in Russia, Mosca Terracciano, e l'ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov. Oggi si parlerà di economia, oltre che a margine ci sarà sempre qualche spazio per la politica. Per l'economia l'avvicinamento da anni, anche tramite l'associazione Eurasia presieduta dal professor Fallico, parleremo di agroalimentare e turismo, quindi un legame che si va ancora di più stringendo con la Federazione Russa e con gli aspiranti. Probabilmente noi cercheremo di accogliere quanti più turisti russi è possibile a Napoli e nella Campania. E per l'agroalimentare i contatti tra le aziende russe importatrici e le aziende italiane che esporteranno prodotti dell'agroalimentare della Campania. Molto importante sarà anche la potenzialità di poter investire degli imprenditori italiani dell'agroalimentare direttamente in Russia, considerato che oggi molti prodotti sono sotto sanzioni. Четвертый итальяно-российский семинар состоялся в штаб-квартире Банка Неаполя, организованный знакомством с Евразией. L'ambasciatore di casa a Napoli viene molto spesso, le ultime volte pare che abbia visitato anche il sindaco di Napoli De Magistris con il console. Ecco, questo affetto per Napoli, visto che lei c'è molto, che programmi ha per il futuro per la città di Napoli con Mosca e con la Russia? Но мне Неаполь вообще нравится, и он не может не нравиться. A me personalmente la città di Napoli piace tantissimo e certamente non può non piacere. Поэтому я пользуюсь любой возможностью, чтобы сюда приехать. Per questo non perdo mai l'occasione di venire qua. Это интерес личный. È l'interesse personale. А интерес профессиональный состоит в том, что эта зона Италии представляет большие перспективы с точки зрения развития сотрудничества с Россией. L'interesse professionale invece consiste nel fatto che questa parte dell'Italia rappresenta grandissime prospettive per la prossima cooperazione con la Russia. У нас и богатая история, и, думаю, неплохие перспективы. Abbiamo una storia ricchissima di relazioni e abbiamo anche le prospettive ottime per il futuro. И вот такие семинары, конференции, двусторонние мероприятия, они как раз позволяют уточнить и конкретизировать эти интересы. I seminari come questo, conferenze, convegni, permettono di concretizzare questo interesse nel formato pratico. Ecco, da poco noi in Italia abbiamo avuto le elezioni politiche. Con questi presupposti che lei ha di amicizia e quindi di collaborazione tra l'Italia e la Russia, prevede che il nuovo governo possa instaurare rapporti migliori con la Federazione Russa anche per diciamo, le problematiche economiche che ci sono tra la Federazione Russa e l'Europa con le sanzioni e tutto quello che ne deriva? Ну, дело формирования парламента, правительства, других руководящих структур – это дело итальянской стороны на базе того выбора, который был сделан в ходе избирательной кампании. Il compito di formare il Parlamento, di formare il governo è il compito che deve essere affrontato certamente dalla parte italiana sulla base della scelta fatta del popolo nel corso della campagna elettorale. Мы будем иметь дело с тем правительством, которое будет демократическим путем сформировано в Италии. Noi faremo a che fare con il governo che sarà formato nel corso del percorso democratico. Разумеется, исходим из того, что наши двусторонние отношения будут и дальше развиваться, углубляться. У нас для этого политическая воля есть.
Sicuramente che presumiamo che le nostre relazioni bilaterali saranno ancora a migliorare ed ad andare avanti, a rafforzarsi. Da parte nostra la volontà politica di farlo c'è, ce l'abbiamo. Италия один из наших ключевых партнеров в Европе, L'Italia rappresenta uno dei nostri partner chiavi in Europa, приоритетный партнер, поэтому un partner prioritario di мы priorità готовы двигаться вперед. e siamo pronti ad andare avanti. Bene, grazie ambasciatore, la nostra Gazzetta le fa tanti auguri e complimenti per le elezioni che avete avuto nella Federazione Russa al vostro presidente Putin, eletto diciamo a maggioranza. Grazie a lei. Allora, ecco il presidente Antonio Fallico che è l'organizzatore di questi seminari annuali ai quali noi della nostra Gazzetta abbiamo sempre partecipato. Questa volta si parla di agroalimentare e turismo. Che cosa prevede Eurasia diciamo, in queste due importanti attività economiche tra Napoli e Mosca, tra Napoli e la Federazione Russa? Noi pensiamo che bisogna incrementare queste relazioni. Abbiamo portato qui dalla Russia i più grossi importatori in Russia di prodotti agroalimentari. Certamente ci sono dei prodotti sanzionati, ma a prescindere da quelli ci sono capitoli molto interessanti per cui si può sviluppare sicuramente il business campano. Per quanto riguarda il turismo, qui ci sono delle agenzie, dei tour operator russi proprio attenti, già operano in Campania ma sono interessate ad incrementarlo. Certamente da parte campana ci vuole anche la disponibilità a investire nelle strutture alberghiere, perché non tutte le strutture alberghiere sono attrezzate per accogliere questo turismo che non è proprio di fascia infima. Quindi questo è, diciamo, il punto ad oggi. Spero che saremo all'altezza di ospitare i turisti che vengono dalla Federazione Russa. Lei che è attento all'economia, che cosa prevede con il nuovo governo italiano per le eventuali sanzioni, per un alleggerimento tra l'Italia principalmente, che noi siamo quelli che ne abbiamo sofferto più in Europa? Ma io non credo che a breve le sanzioni saranno eliminate. Io credo che bisogna cominciare a capire che bisogna convivere con queste e siccome non colpiscono tutti i segmenti del business ma solo alcuni, inserirsi nei segmenti che non sono colpiti appunto dalle sanzioni. Diciamo che noi siamo stati attenti a questa problematica economica e molte aziende russe si attrezzano per produrre prodotti italiani, quindi a volte più che esportare i nostri imprenditori dovrebbero andare oltre, diciamo, oltre frontiera, quindi nella federazione, e produrre in loco. Noi abbiamo detto già da qualche anno, quando sono appunto giunte queste sanzioni, abbiamo detto oltre all'esportazione, oltre al Made in Italy, valorizziamo il Made with Italy, quindi con produzioni comuni in terra russa. Allora, benvenuto nella sua città, ambasciatore, l'ambasciatore Terracciano, nuovo ambasciatore italiano nella Federazione Russa a Mosca. Ecco, oggi è un seminario importante, si parlerà di agroalimentare, si parlerà di turismo. Che cosa prevede lei? Si è insediato da poco, però che cosa prevede come sviluppo su questi due settori specifici? Io prevedo una ripresa ulteriore delle nostre esportazioni, abbiamo quasi recuperato tutto il terreno che avevamo perso, ci sono ovviamente adesso delle produzioni di sostituzione in Russia, però ci sono opportunità nel settore agroindustriale, cioè per portare la tecnologia, il know-how italiano per produrre prodotti agricoli con le stesse caratteristiche qualitative rispetto ai nostri, quindi c'è margine per sviluppare joint venture, cooperazioni e le imprese campane credo che abbiano buone opportunità. Quindi lei prevede anche il know-how, quindi l'esportazione, diciamo, andare a produrre in loco, cosa che già molti imprenditori hanno fatto. Sì, diciamo, sì, inevitabilmente, di... certo, vista la situazione delle sanzioni, delle controsanzioni anzi, è indispensabile promuovere una cooperazione delle joint venture perché si produca insieme. A livello politico cosa prevede, diciamo, di queste sanzioni? In vista del nuovo governo che si formerà, ci sarà una possibilità di alleggerimento o rimarranno ancora così come sono per un po' di tempo? Per il momento, fin tanto che non vengono attuate le intese di Minsk, non credo che ci saranno dei cambiamenti, però io mi sto battendo per avere un'esenzione importante, cioè finanziamento alle piccole e medie imprese russe, che può poi favorire anche,
può favorire joint venture con piccole e medie imprese italiane. Un'ultima domanda politica, sì. Lei viene da Londra, quindi viene dall'Inghilterra, sì. in questo momento di crisi profonda tra l'Inghilterra e la Federazione Russa, che scenari prevede a breve? Il dialogo, io credo che noi dobbiamo insistere perché si ritorni al dialogo, per stemperare la tensione e non dobbiamo assecondare questo piano inclinato verso il confronto muscolare. Abbiamo ospite a Napoli al quarto seminario italo-russo di Napoli, appunto, Igor Karavaev, presidente e rappresentanza commerciale della Federazione Russa in Italia, a cui chiediamo i rapporti commerciali che oggi, di cui si parlerà nell'agroalimentare e nel turismo tra l'Italia e la Russia, cosa prevede nel futuro? Мы с оптимизмом смотрим в будущее развития российско-итальянских торгово-экономических отношений, и результаты 2017 года являются ярким свидетельством этого. Noi guardiamo nel futuro con l'ottimismo e i risultati del 2016 ci danno il diritto di guardare appunto con l'ottimismo in futuro e speriamo di avere gli stessi risultati, anche di più, durante il nuovo anno. Per le sanzioni, che difficoltà avete con le imprese italiane per farle esportare nella Federazione Russa oggi? Мы никогда не были сторонниками политики санкций или ответных мер на санкции. Мы никогда не инициировали санкционную политику в отношении наших традиционных партнеров. Non eravamo mai sostenitori delle sanzioni o contro sanzioni e nemmeno abbiamo fatto qualcosa di contro i nostri sostenitori, i nostri partner commerciali.